e segui le istruzioni. Facile, no? Va ora in onda Filo Diretto. Buonasera di nuovo da Giulio Cainarca, che avete sentito questa mattina molto presto. Ve lo ritrovate tra le orecchie questa sera alle ore 18 perché sono molto felice di presentarvi. Ve l'ho già annunciato stamattina, lo abbiamo detto oggi nel corso della rassegna stampa, nel corso della giornata, che debutta una nuova rubrica. Sono giorni nei quali ci sono rubriche nuove in questa radio, ne sono molto felice in qualità di direttore, e stasera ho il grande piacere di avere qui in studio con me il professor Ugo Volli, che saluto. Buonasera. Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori. Molti di coloro che ci ascoltano conosceranno il professor Ugo Volli, che inaugura stasera una collaborazione stabile con la nostra radio. No, stabile è una parola grossa, professor Volli, però insomma è una collaborazione che intende essere stabile. Una rubrica che si occuperà del mondo della comunicazione, che è il suo mondo, quello di cui lei si è occupato da un punto di vista accademico e anche culturale e giornalistico, in chiave piuttosto eterodossa, con spirito libero, diciamo così, rispetto ai dogmi. Critica e libera rispetto ai dogmi di quella che io ho definito l'ermeneutica dominante, cioè la modalità di interpretare fatti e pensieri il politicamente corretto. C'è un'espressione molto bella di questo libro di Simone, che lo chiama il club radicale. È abbastanza interessante. Allora, molti di coloro che ci ascoltano, ripeto, conosceranno il professor Volli. Io voglio solo aggiungere brevemente che è semiologo, docente universitario di respiro internazionale, critico teatrale, autore di testi che riguardano la disciplina della comunicazione e della semiotica, redattore fin dalla sua fondazione della rivista Versus, diretta da Umberto Eco, e credo che questo possa essere anche uno spunto per la nostra conversazione. Fin dalla fondazione lei ha lavorato a questa rivista e poi alla casa editrice Bompiani per 34 anni dalla fondazione, anzi fin da prima della fondazione del quotidiano La Repubblica, da cui però sono uscita, che è uscito nel 2010 se non sbaglio. Ha fatto per 34 anni il critico letterario, è stato teatrale, è stata una delle firme più prestigiose delle pagine culturali della Repubblica, oltre che di numerose altre testate. Docente universitario, presidente della sinagoga riformata liberale Lev Chadash, non più, ma insomma lo è stato. Ha insegnato in università italiane internazionali, consulente dell'enciclopedia Treccani. Mi fermo qua. Mi fermo qua perché ha fatto tante cose, ma soprattutto è un grande esperto di una cosa che è diventata sempre più importante in questa epoca, no? Cioè la comunicazione, i segni. Noi viviamo in un'epoca nella quale ormai sembra che perfino la politica, l'ambito nel quale ci muoviamo noi da quando siamo nati come radio, sia dominata dai segni, cioè da qualcosa di immediato, forse diciamo più complesso di quello che ci sembra, ma immediatamente percepibile. La politica è sempre stata segno. Comunicazione, cioè quando Giulio Cesare attraversa il Rubicone, noi ci ricordiamo quella roba lì, il dado è tratto, quella lì era comunicazione. Quando i re facevano l'incoronazione, quando i rivoluzionari prendevano la Bastiglia, erano tutti atti di comunicazione, in realtà erano cose che andavano a dire alla gente intorno, al popolo, agli altri, vogliamo questo, facciamo questo, siamo questo, le nostre intenzioni sono queste. Quindi la politica, salvo casi molto brutti, molto estremi e tutto sommato abbastanza rari, in cui è violenza pura, se non è violenza pura è comunicazione, cioè è capacità di convincere gli altri a seguire certe proposte che si fanno. Quindi fare le proposte, renderle convincenti e riuscire a parlare con gli altri. Se uno non fa questo, non fa politica. Quindi diciamo che fondamentalmente la sua attenzione verso la politica c'è sempre stata. Io ho una storia politica anche nel senso che... Ecco, perché uno verrebbe da dire, ma perché lei è qua? Tra i fondatori di Repubblica ci troviamo qui oggi nel 2019 in questa modesta sede, diciamo che l'unica cosa che non ha detto è che sono abbastanza vecchio, cioè che vado per il 71. Allora, 60 anni fa, 55 anni fa, io ero uno della FIGC, cioè della Gioventù Comunista, ho fatto anche questo. Poi ho fatto il 68, come si dice, in statale a Milano, facendo il rivoluzionario, il cinese, queste cose qui. Poi sono diventato adulto, ci ho un po' ripensato, progressivamente, e gradualmente ho capito che mi ero fatto
fatto mettere in trappola una serie di miti che sono anche i miti della mia generazione, che non rinnego perché insomma ci sono stato dentro, ognuno ha la sua vita, fra l'altro tanto tempo è passato, ma che erano delle cose abbastanza sciocche, cioè pensare di fare la rivoluzione in un paese occidentale nel 1968 da studenti era totalmente idiota, a pensarci bene. Poteva essere anche generoso, ma era idiota, e poi le cose che volevamo erano assolutamente sbagliate. Quindi io ho questa storia politica, poi pian piano ne sono uscito, non ho fatto più militanza in nessun partito, non ho più preso tessere, ma ho sempre avuto attenzione a queste cose. Pian piano ho capito che il problema di questo paese era segnato da una continuità politica, cioè da un grande consenso in cui non si facevano gli interessi di tutti, ma si facevano degli interessi abbastanza parziali, spacciandoli per gli interessi di tutti. In particolare questa cosa è venuta fuori con forza per me rispetto alle tematiche dell'immigrazione, su cui ci hanno spiegato che bisognava essere buoni, accoglienti, eccetera, eccetera, ma non ci ha spiegato cosa succedeva per davvero. È venuto fuori su certe cose che riguardano non l'Europa, ma l'Unione Europea e la politica dell'Unione Europea contro l'Europa, per cui secondo quello che ho capito è che per essere per la nostra tradizione europea, per tutto quello che questo vuol dire, bisogna in qualche modo depotenziare quantomeno l'Unione Europea. In particolare, poi per dire tutto quanto, io sono fortemente attaccato alla mia identità ebraica e al sionismo e a Israele, e mi interessa molto difenderlo, nel senso di difendere la possibilità di un piccolo popolo, di un piccolo paese, di essere liberi e di autodeterminarsi nonostante gli attacchi che lo circondano. Tutte queste cose mi portano ad essere abbastanza in accordo con una serie di tematiche che sono sviluppate qui intorno, eccetera, e quindi mi piace dialogare con questo, e mi piace usare quello che so fare, cioè analizzare la comunicazione per capire le dinamiche politiche di questo momento. Diciamo quella principale, che secondo me è la cosa, così andiamo avanti. La comunicazione politica in questo momento ha due caratteristiche principali. La prima è che è saltata la differenza fra la comunicazione politica dei soggetti politici, cioè dei partiti, dei leader e cose del genere, e quella dei mezzi di comunicazione, che dovrebbero essere diversi. I mezzi di comunicazione dovrebbero essere, diciamo, fuori dalla mischia, in qualche modo rivelare quello che vedono, rivelare le dinamiche. In questo momento i mezzi di comunicazione sono fortemente impegnati in politica loro, e quindi sono a loro volta soggetti politici. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che la modalità principale della comunicazione politica in questo momento, da un paio di decenni, ma adesso di più, è il linciaggio. Nel senso che ovviamente i politici, guardando al di fuori, i politici giustamente esprimono posizioni diverse, che in democrazia sono tutte legittime, e discutono fra loro anche in maniera molto accanita, ognuno dicendo quello che sembra giusto e criticando gli altri. I media dovrebbero stare intorno a guardare. Quello che succede adesso invece è che tutti i media e un bel pezzo di politica sono coalizzati, scegliendo sempre come un capro espiatorio che è stato Berlusconi in Italia, che oggi è Salvini in Italia, che negli Stati Uniti è Trump, che in Brasile è Bolsonaro, che in Europa è Orban, eccetera, eccetera. Che è anche Israele per certi versi. Che è anche Israele per certi versi. Sì. No? E l'idea è quella di non di discutere, non di analizzare, non di dare le notizie. E tutto sommato io mi compro il giornale, pago l'abbonamento, mi compro un servizio, e questo servizio dovrebbe essere informazione. Questo non succede. Mi fanno invece la lezione su come dovrei pensare, e questo come dovrei pensare di solito va nella logica del linciaggio, nel senso che normalmente non viene spiegato cosa sarebbe giusto fare.
viene spiegato perché quello lì è brutto, sporco, cattivo, schifoso, fascista, razzista e tutto quanto, e quindi andrebbe sparato, come in effetti come ha detto l'Aspesi, proprio appunto. E quindi da questo punto di vista è molto interessante quello che succede, perché questa idea della massa di voci che urla, ammazza quello lì. A me mi fa venire in mente, c'erano quelle, ma secondo Costanzo lei faceva l'uno contro tutti, sì. Ma secondo lei questo è un tratto tipico della cosiddetta seconda repubblica, o c'è stato anche prima questo atteggiamento demonizzante? Ma diciamo che intanto è un tratto internazionale, cioè quello che succede è che c'era un certo consenso sul fatto che certe forze non troppo diverse fra di loro, anche se in qualche modo differenziate, socialisti e democristiani, comunisti, poi democristiani, eccetera, eccetera, erano quelli legittimi. La teoria della legittimità si chiamava arco costituzionale in Italia, e tutti quelli fuori non avevano diritto di parlare, e più o meno la gente li seguiva, cioè questo arco costituzionale o il suo equivalente nel mondo aveva il 90% dei voti. A un certo punto questa cosa è saltata. È saltata essenzialmente perché questo grande consenso ha portato il mondo a politiche e situazioni che alla gente non piacevano. No, questo molto, molto banalmente, in maniera molto diversa, ma lo stesso fenomeno è successo in Italia, in molti paesi europei, in India, con Modi, che è l'India vuol dire 1,2 miliardi di persone, in Brasile, in Giappone, in Australia, cioè 3/4 del mondo ha avuto questo tipo di distacco dell'elettorato dalla politica tradizionale, che non è riuscita più a convincere tranquillamente che funzionava il tic-tac dell'alternanza fra simili. Allora, a questo punto, quando queste differenze si focalizzano su un certo leader estraneo, su una certa forza politica estranea alle logiche precedenti, questo è il demonio. C'è una storia, c'è una cosa che spiega molto bene questo meccanismo. È stata inventata da Sharansky, che è un tale che è andato in galera nell'Unione Sovietica perché era anticomunista e sionista, e poi è emigrato in Israele quando ci è riuscito, e poi è diventato ministro, eccetera. E lui dice: ci sono 3D che spiegano questo atteggiamento, che fanno la differenza fra la critica legittima tradizionale e la critica legittima, la critica politica legittima, e la condizione di linciaggio. Una è la delegittimazione, cioè quell'altro non è il mio ministro, non è, per citare un fatto italiano, ma non è il mio presidente. Questo di Trump l'hanno detto, non ha diritto di essere dov'è, è abusivo, è un marziano arrivato lì, è una specie di colpo di Stato, eccetera, delegittimazione, e quindi bisognerebbe non obbedirgli, fare un golpe, fare qualunque cosa, ammazzarlo. E lì c'è già un germe di violenza, no? Sì. La seconda cosa è la demonizzazione. La demonizzazione è una cosa, secondo me, molto, molto caratteristica. Faccio un esempio che gli ascoltatori conosceranno. Il Foglio, che una volta era anche un posto con una notevole intelligenza, e Ferrara, che era il direttore del Foglio ed era anche una persona che ha avuto dei momenti di brillante intelligenza, chiama Salvini il truce. Sì. Allora, Salvini può essere mille cose, può piacere, non piacere, eccetera, eccetera, però se truce vuol dire non solo uno del duce, no? Sì, però secondo me truce vuol dire uno che non solo è violento, ma ostenta la violenza con atteggiamenti molto grevi. Allora, se c'è una cosa che fa parte chiaramente, al di là del carattere, della verità, eccetera, comunque sul piano oggettivo neutro del modo di comunicare di Salvini, delle tecniche di comunicazione di Salvini, è il fatto che lui cerca di essere poco aggressivo, di buon senso, molto normale, molto comune, di non... La Nutella non è da truce. Diciamo. Sì, no, ma anche quando la famosa cosa di la diretta YouTube con la lettera, no? È uno che anche quando c'è molta tensione si sforza di mostrare una certa leggerezza, eccetera. Poi cosa abbia nel cuore
non sta a medirlo, non lo so, eccetera, eccetera. Ma tutto si può dire, salvo che truce, cioè è una battuta mal trovata. E però truce chiaramente con la storia del Duce e con la storia del fatto che sembra diciamo un criminale seriale, un killer seriale, truce, no? È un modo per demonizzare, per dare il demonio, il diavolo. Chissà se c'ha la coda sotto dei pantaloni, chissà se ha due denti canini che gli escono, da cui esce sangue e cose del genere. E la cosa, fra l'altro, di tutti i vignettisti, questa cosa. E quindi abbiamo la delegittimazione, demonizzazione, la demonizzazione e il doppio standard. Il doppio standard è molto interessante perché è una cosa di cui si parla poco. Vuol dire, cioè, io giudico le cose, uso un certo standard, una certa misura. Per esempio, non lo so, in ambito giudiziario, no? Se dico che una persona che riceve un avviso di garanzia deve sparire, andare, eccetera, eccetera, allora lo devo dire per tutti. No, devo fare questo ragionamento per tutti, poi ritornerà quando e semmai qualcuno avrà deciso che no, in maniera ufficiale, finale, eccetera, eccetera. Non succede così in questo momento in questo paese. Ci sono alcuni che si prendono una vita di garanzia e devono essere esiliati alla Cayenne, ci sono alcuni che sono sottoposti a processi di vario tipo e bisogna essere garantisti. Questo è un esempio. L'altro esempio è quello di giudicare sugli atti e di giudicare sulle parole. L'altro esempio è quello del fascismo, no? Allora, dici che qualcuno è fascista. Cosa vuol dire fascista? Fascista è uno che cerca di imporre le proprie idee politiche con la violenza, no? Allora, chi è esattamente fascista in questo momento? No? Forse ne trovi tante nei centri sociali, allora dovresti giudicare in maniera coerente e non... E quindi questa idea del non applicare lo stesso criterio a tutti, ma applicare dei criteri ai tuoi avversari politici e degli altri al tuo mondo, sono quelle che caratterizzano questa dimensione politica. Il risultato di tutta questa cosa è che non c'è più distinzione fra informazione politica e propaganda. Per cui ogni discorso sulla politica ti dà l'aria di, anche se è fatto su autorevoli giornali, i più importanti giornali del mondo, New York Times, Le Monde, il Corriere, ti dà l'impressione di essere uno che ti dà un volantino e che ti tira per la giacca per farti fare le cose in questa maniera. Questa è la situazione, secondo me, in questo momento. Ecco, quando fu fondata Repubblica, alla cui avventura lei partecipò fin dall'inizio, ricordavo. Sì, ma prima, diciamo no? Più sull'aspetto ovviamente culturale, ed essendo molto giovane, cioè era un ventenne. Sì. Quando fu fondato quel giornale, questo quadro dell'informazione secondo lei era diverso molto rispetto ad oggi? Ma Repubblica intanto cambiò molto il modo di fare comunicazione politica, perché Repubblica introdusse in Italia intanto un formato, il tabloid, che era più facile, e poi uno stile di titolazione, uno stile di comunicazione molto urlato, molto sintetico, seconda cosa che in qualche modo rompeva lo stile un po' paludato del Corriere di quella volta. Terza cosa, mentre i giornali di allora ovviamente avevano delle preferenze politiche e ovviamente appoggiavano qualcuno piuttosto che qualcun altro, ma lo facevano con un minimo di pudore, di ipocrisia, non strillavano questa cosa. Repubblica si mise a strillare e quindi a dire assolutamente contro questo, contro quell'altro, in maniera abbastanza bizzarra secondo quello che pensava Scalfari. Ci fu un momento in cui Scalfari pensava che, come si chiama, quel politico irpino De Mita fosse il genio che avrebbe rifondato l'Italia, eccetera. Cioè, poi invece Craxi era il grande nemico,
invece il Berlinguer era molto buono, cioè, ma a seconda di simpatie, antipatie che aveva molto Fastidio Precossiga, invece gli piaceva molto Scalfaro, non si capisce bene perché, cioè non sempre quasi. E questa cosa comporta che Repubblica fu il primo giornale a emancipare la propria posizione politica da quella dei partiti, cioè Repubblica ha preso questa posizione di giornale partito, che è una cosa strana, una cosa molto inedita, e è riuscita a tenerla disfacendo governi, maggioranze e cose del genere, nel senso che contava più di una corrente di un partito, no? Contava per conto suo, poteva appoggiare o no, e aveva una sua linea politica. Questa cosa è un po' il nucleo di una idea di interventismo nella società, dell'informazione, di egemonia dell'informazione sulla società che non c'era. Io mi ricordo che ci fu un momento in cui Ricky Levi, che attualmente fa il presidente dell'associazione editori e che faceva il giornalista, cercò di fare una cosa che si chiamava l'Indipendente, che poi ebbe altre strade. Cercò di fare una cosa che sembrava all'inglese, sì. Ebbe pochissimo successo, poverina. Cioè, all'americana c'erano 4 fogli in cui c'erano le notizie, eccetera. Io ero molto favorevole, per cui mi rendo conto. Mentre Repubblica sparava le cose più incredibili. A un certo punto sparò in prima pagina che Gheddafi si era comprato tutta la Fiat. Cioè sparava fake news nei due sensi. Prima di dire tranquillamente delle bugie e secondo di montare l'informazione nel senso conveniente e utile alla sua linea, quindi di manipolare le notizie, ma gonfiandone alcune, nascondendone altre, eccetera, in maniera tale da produrre un impatto. Questo vizio si è diffuso a tutta la stampa. Tra l'altro su alcuni temi, lei citava prima la questione dell'immigrazione, dell'Europa, io aggiungerei anche la questione dell'Islam, no? Sì, sì. Che è legato in parte alle questioni migratorie, eccetera. Su alcuni temi che in realtà diventano degli item ideologici puri, no? Non si può discutere più di tanto di quelle cose, a meno che tu sia Oriana Fallaci, ma vieni mostrificata anche post mortem. Sì. No? Come è successo adesso. Come è successo adesso con Montanari, il caso della maturità. Sì, oggi, con Montanari, no? Ma anche ai funerali di Zeffirelli, no? Certo. Zeffirelli sputtanato perché è anticomunista come l'Oriana Fallaci. Ma c'è una religione, cioè quello che loro hanno cercato di fare, che questo consenso largo ha cercato di fare, ed è riuscito in una specie di settore sociale ristretto e autoreferenziale che dice di essere influente, cioè diciamo un ceto intellettuale di professori, giornalisti, di politici, eccetera, è quello di stabilire dei principi religiosi. No, noi i principi religiosi è come al posto di, non so, la preghiera che ognuno può dire, il Padre Nostro, qualcosa del genere. Io sono di sinistra, credo nella condizione dell'immigrazione, credo nel sindacato, credo a tutte queste cose qui, ma in maniera religiosa. La professione di fede. Sì, e in cui, mentre la politica è fatta, ovviamente, come sanno i politici, tutti i politici, è fatta di parti diverse, che devono mettersi d'accordo fra loro. Chiunque dica il popolo sta facendo un po' un'enfasi eccessiva, comunque, e se è onesto ed è retorico, se no è molto pericoloso, perché non c'è il popolo tutto unito, il popolo è fatto di tanti pezzi diversi, no? Che hanno interessi diversi e con cui bisogna negoziare. La religione non negozia, la religione ha la sua verità. Se io sono uno che è interessato a, non lo so, sono un commerciante, ho certi interessi, se io sono un consumatore ho altri interessi, si tratta di negoziare fra i due. Questa è la politica. E anche dei principi, cioè un principio di eguaglianza, un principio è la libertà, un principio... la religione non è fatta così. Io devo credere assolutamente...
qui absurdum, dicono, Sì. perché è assurdo, devo credere a certe cose, e se non le credo sono un cattivo, un eretico, Allora, mi segnalano dalla regia che c'è un ascoltatore in linea. Noi non avevamo ancora aperto le linee, le apriamo adesso, subito, per chi vuole intervenire. E con noi c'è il professor Ugo Volli, che, ripeto, stasera è la prima puntata di quella che diventerà un abituale appuntamento del giovedì sera alle ore 18 sui temi della comunicazione politica, fondamentalmente, no? E intanto sentiamo subito la telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Sì, ciao Giulio e buonasera professore. Buonasera. Intanto faccio i complimenti a Giulio perché hai portato in radio una persona che è molto interessante. Il professore spiega molto bene com'è l'informazione italiana. A questo proposito io volevo porre una domanda al professore. Lei cosa ne pensa? Siccome ho sentito che ha definito molto bene l'informazione italiana, i vari giornali, eccetera, come definisce il Fatto Quotidiano e Travaglio? Grazie. Abbiamo una piccola pausa, poi rientriamo. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto. È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 In tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. anche Radio Padania è in Digital Radio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Sono Giovanna. Mondoflex. Alla Mondoflex stiamo presentando una nuova collezione di materassi termoregolanti che mantengono la temperatura del corpo, mai caldi d'estate e mai freddi d'inverno. Venite a provarli fino al 31 luglio, offerta lancio con lo sconto del 50%. Vi aspetto anche il mese di agosto. Mondoflex reti e materassi. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Briscia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Rieccoci in onda, con noi in studio il professor Ugo Volli, da stasera titolare di una nuova rubrica, conduttore di una nuova rubrica di comunicazione politica. Abbiamo aperto le linee non annunciandolo, lo annunciamo, quindi le linee sono aperte per chi vuole intervenire, chiamando allo 02 66 20 35 29 oppure mandando messaggi a WhatsApp, anche audio se volete, al 346 64 27 756. L'ascoltatore prima ci ha posto una domanda specifica su una testata, il Fatto Quotidiano, no? Sì, ma soprattutto su Travaglio. E su Marco Travaglio. Che secondo me... Che può sintetizzare alcune linee della comunicazione attuale, no? Politica, o no? Rappresenta, diciamo, alcune linee di tendenza anche di ciò di cui parlava prima, professor Volli. Sì, Intanto c'è un'altra telefonata, la passiamo subito. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Buonasera, sono Cristiano da Bergamo. Volevo ringraziare Giulio per questo programma che sta facendo, perché è molto interessante. Una cosa, io quando sento delle rassegne stampa varie che si sentono anche dei giornali esteri, allora la Lega di Salvini viene dipinta sempre come estrema destra, e a me questa cosa mi colpisce molto, perché non è così, perché io non mi ritengo né nazista né fascista. Io vorrei
niente, capire questa cosa qua, tutto qua. Allora, è la demonizzazione, forse rientra nella D di demonizzazione, dipingere ciò che è ai margini come estrema destra. Estremo, sì, c'è questa cosa qui, cioè c'è... Allora, Marco Travaglio e l'estrema destra. Allora, Travaglio prima, quando io ero piccolo c'era una trasmissione televisiva che si chiamava I Giacobini, una storia, e dentro questi Giacobini c'era Robespierre, che era una specie di avvocato un po' così, e poi c'era questo ragazzo che si chiama Saint-Just, e sembrava un ragazzo, che era così integerrimo, così magro, uno si immagina virtuoso, assolutamente virtuoso, che non bevesse neanche una birretta e che voleva mettere tutti alla ghigliottina. Allora, a me era simpaticissimo perché mi sembrava questa cosa, mi identificavo molto. Pericolosissimo. Allora, Travaglio si gioca questa carta qui, dentro questa logica in cui le testate fanno politica, le testate sono personalizzate, perché anche questo è cambiato, non è più il Corriere della Sera, ma è Travaglio, ma era Scalfari, eccetera, eccetera, e lui si gioca come il pubblico ministero, il super pubblico ministero, che non fa sconti a nessuno. In realtà questa posizione è molto pericolosa. Noi non abbiamo bisogno di processi in piazza, cioè è estremamente sbagliato, perché non c'è la possibilità di controbattere con il modo in cui funziona un processo, il diritto, eccetera. Per cui Travaglio è un pubblico ministero che fa anche il giudice, che infligge anche la pena e che ha qualche santo in paradiso o in procura che gli dice tutta la verità. È molto pericoloso, secondo me, è un personaggio interessante, intelligente, eccetera, ma molto pericoloso. E poi ci sono altre due telefonate, due ascoltatori in linea, 02 66 20 35 29. Raul ci scrive via WhatsApp come giudica invece una realtà come Radio Padania il professor Volli. Sono qui, per cui vuol dire che mi è simpatica. Due chiamate, pronto? Abbiamo ancora l'estrema destra? Sì, l'estrema destra, la questione dell'estrema destra. Pronto? Sì, pronto, mi senti? Sì. Ciao, buonasera. Ciao, sono Marco, ti chiamo dal Friuli Venezia Giulia. Allora, io volevo chiedere al professore se era possibile, perché io sono perfettamente d'accordo con lui, io mi occupo di volontariato da 30 anni, e quindi frequento quindi anche convegni, forum e compagnia cantante, e vedo proprio che questo discorso della comunicazione è di sostanziale importanza in questo momento storico. Allora vi chiedo, al di là dell'essere o non essere comunque leghista, ma di essere persone di buon senso, possiamo dire al professore se per cortesia può anche insegnare ai nostri politici che ci rappresentano in questo momento come rispondere in televisione a trasmissioni come Agorà, come la Gruber la sera e con altre trasmissioni che comunque sembrano costruite appositamente a livello comunicativo per andare contro il buon senso, quindi per costruire un nemico che non c'è. Il professore, che trovo una persona, immediatamente si accorge che è una persona da stimare, questa persona che sta parlando, se per cortesia insegniamo ai nostri ragazzi che sono là, io ho 66 anni, dico ragazzi, proprio ad aspettare la domanda e a non farsi coinvolgere, capito, da questi personaggi che hanno studiato per andargli contro, ma di lasciarli parlare. Perché poi se li lasci parlare, le persone che ascoltano la televisione e che la vedono si accorgono da sole che queste persone sono false, ipocrite, retoriche e bugiarde. Grazie per la risposta. Allora, un'altra telefonata, poi la parola al professor Ugo Volli. Pronto? Buonasera, sono Luca D'Acolico, Buonasera. sono il direttore e professore. Buonasera. Io volevo far presente una cosa al professore, parlando di una mia esperienza personale. Io sono diventato militante, ho sempre votato Lega, ma sono diventato militante negli ultimi anni perché ero, come dico, écoeuré, si dice in francese, cioè disgustato da quello che scriveva la stampa. Perché giustamente la stampa fa propaganda e ormai il problema della stampa in Italia non è la libertà di parola, ma la qualità di parola. Perché la stampa mente, occulta la verità e dice delle falsità. Potrei fare 1000 esempi.
Allora io ho preso come impegno politico e personale con gli strumenti che ho a disposizione come cittadino, cioè per esempio i commenti sul Corriere.it. Io mi tiro il Maximiliani 1791 e commento sul giornale di Sallusti e scrivo, e so che ci sono molti amici della Lega che mi seguono. Allo stesso modo il direttore lo sa, intervengo su Radio Padania, nelle varie telefonate, in vari dibattiti. E questo ha creato, nel fare propaganda, ha creato un effetto collaterale che penso sia seguito non solo il mio caso unico, cioè tante persone sono incavolate con la stampa, con questa verità che arriva dall'alto, che poi è una menzogna, e si stanno ribellando. E oggi io lo prendo come un impegno di commentare, di impiegare il mio tempo tutti i giorni a commentare le falsità che vengono scritte. Bene. Credo che sia un fenomeno interessante. Grazie Luca. Allora, colgo la sintesi. Posso dire, prego, cosa le dicono queste telefonate, professore? Mi dicono, perché a me sembra che ci sia una specie di senso di rivolta dal basso, no? Poi variamente espresso, verso un mondo della comunicazione tra virgolette ufficiale. Sì. Quanto poi pesi questo mondo della comunicazione ufficiale non lo so. Io lo so. Per esempio, sa l'ascoltatore che ci ha chiesto prima di Travaglio quanto vende il Fatto Quotidiano? 20.000, 7. Sì, diciamo con l'online 35, questa è la cosa ufficiale, 35.000 copie. Cioè, ammettiamo che è un quartiere, è un villaggio, è una cosa, cioè non è neanche una cittadina. Da questo punto di vista, i giornali italiani che vendevano 5 milioni e mezzo di copie, siamo arrivati a 1 milione. Sì, diciamo 2, 1,5 con l'online. Gli italiani sono 60 milioni, quindi conta molto poco. Fra l'altro ci mettiamo dentro la Gazzetta dello Sport, ci mettiamo dentro tutto quanto, ci mettiamo dentro il fatto che uno magari si compra il giornale se non usa il computer per guardare il cinema ai morti. 300.000 copie con il digitale. Sì. Repubblica 200, una cosa di questo tipo. Allora, è cambiato qualcosa, c'è stata una rivoluzione. Questa rivoluzione è internet. Cioè non c'è minimo confronto fra il modo in cui influisce la stampa, diciamo, tradizionale ufficiale, e il modo in cui passano le notizie attraverso soprattutto i social. No, la maggior parte della gente ignora queste cose, non si guarda i talk show, non è particolarmente interessata a queste cose e prende le sue notizie dal giro degli amici o dei contatti, dei followers, eccetera, sui social e sulla situazione locale. Per cui bisogna ripensare profondamente la comunicazione politica, e in parte questo è stato concretamente fatto. Le radio funzionano meglio dei giornali, hanno resistito molto meglio perché hanno condizioni di ascolto un po' peculiari, ma non dobbiamo, secondo me, uno che vuole influire oggi in politica non deve farsi rinchiudere nel piccolo mondo della mazzetta dei giornali che i deputati si portano e delle 4 trasmissioni che Vespa. Allora la comunicazione dove viaggia veramente? Sui social? La comunicazione viaggia sul social, cioè se uno guarda, ci sono un sacco di ricerche, se uno guarda dove gli italiani prendono gli europei, gli americani, eccetera, prendono le notizie, sono lì. C'è una cosa che a me dispiace moltissimo, perché in fondo sono un provinciale: i giornali di provincia sono destinati a morire, tutti. Questa è una cosa che si parla di termini brevi anche negli Stati Uniti, dove i giornali di provincia erano una forza straordinaria. Resteranno alcune... Cioè il piccolo di Trieste, la Gazzetta di Parma. Sì, quelle robe lì. La Gazzetta di Parma è il giornale più antico d'Italia. E poi soprattutto il Herald, Pittsburgh Herald o cose di questo tipo, i giornali, tutte queste cose non riescono più a prendere, né a essere comprati, né a prendere la pubblicità mirata che va a finire grazie a Google sui social mirati, perché li riescono a individuare bene il pubblico, e la gente in generale si fida più di una cosa che gli arriva dall'amico che di una cosa che gli arriva precostituita. Ma secondo lei, professore, questa è una conquista in termini, tra virgolette, democratici e di informazione, o è un rischio?
Sì, ma è un rischio e un'opportunità, nel senso che io non è che trionfi, ho scritto, ho letto giornali per tutta la mia vita, però di fatto è così, uno si regola su questo. E poi c'è questo, diciamo, se uno va proprio molto molto indietro, la comunicazione una volta si faceva nelle AIE, nelle portinerie, nei bar, dai parrucchieri, cioè la gente si parlava. No, dopodiché nel Novecento, a partire dalla generalizzazione della radio, che è il 1921, il cinema che è negli anni 15, cioè un secolo fa, c'è stata questa industrializzazione della comunicazione in cui grandi macchine nazionali o internazionali avevano una potenza enorme rispetto al singolo cittadino. Da lì sono venuti i grandi dittatori, no? Cioè, pensiamo a Mussolini col microfono, Hitler, Stalin, chi ci pare, cioè tutti, e la piazza che ascoltava. È stato un momento che è durato 70 anni, circa un secolo, 50 anni. Internet ha spaccato questa cosa, nel senso che ha reso di nuovo prevalente la comunicazione a tu per tu, in cui fra l'altro con la possibilità di portare delle cose, rispetto alla grande comunicazione, al grande fratello con gli altoparlanti e cose del genere. Dopodiché è chiaro che ciascuno di noi si crea una cerchia di amici reali o virtuali che in qualche modo gli somigliano. I meccanismi sono molto tortuosi, conta il radicamento sul territorio, cioè conta il fatto di essere credibili rispetto agli altri, conta il fatto di avere amici, conta il fatto di riuscire a diffondere certe cose, e non c'è più la potenza straripante lo dice la televisione, lo dice il giornale o cose del genere, perché questa cosa si è spezzata. È bene o male, ma in qualche modo riattribuisce un potere ai cittadini. Aggiungiamo un'altra cosa, si sa da ricerche ormai fatte incominciate in America negli anni 30 del Novecento, che la comunicazione non funziona in maniera diretta. Non c'è il grande mezzo di comunicazione che parla a tutti i singoli atomizzati. Normalmente ci sono delle persone come i nostri ascoltatori che sono interessati a certi temi, alla politica, ma in qualche modo anche a temi di sport, a seconda dei casi, di moda, di quel che sia, che vanno a cercarsi le informazioni, si trovano delle sorgenti che gli piacciono, delle fonti che gli piacciono, in questo caso si trovano Radio Padania, che ai nostri ascoltatori piace, assumono dei dati, assumono delle informazioni, assumono degli orientamenti e poi ne parlano ai loro amici. Questo è il meccanismo. Il meccanismo si chiama 2 livelli, 2 steps of communication, 2 livelli di comunicazione, e queste persone che svolgono questa funzione sono gli opinion leader. Questo è il modo in cui è nata la parola opinion leader. Tutti i nostri ascoltatori sono opinion leader nel loro mondo, e questa è la funzione fondamentale che hanno, perché in qualche modo sono antenne, captano, cercano, trovano, capiscono, ragionano, e poi ne parlano gli amici che magari hanno altro da fare, che non sono interessati, che se vedono un politico in televisione e giornalista che li maltratta cambiano subito canale perché vanno a cercarsi una fiction o qualcosa del genere. Così funziona. Solo in un mondo fortemente dittatoriale c'è l'idea che tutti quanti devono vedere la stessa cosa nello stesso momento. La controprova di questa faccenda è che il comunismo, che aveva tutti i media, a un certo punto, esattamente 30 anni fa, si è dissolto. Com'è che è successo? Che c'era il muro, c'era la televisione, c'erano i giornali, c'erano i manifesti, eccetera, e alla gente continuava a non piacere. Tant'è vero che poi ha votato con i piedi. Evidentemente i mezzi di comunicazione non riescono a convincere le persone al di là del loro interesse. La stessa cosa nel suo piccolo per le ultime elezioni, se vogliamo mettere così, per il risultato delle elezioni, cioè nonostante il bombardamento che è stato fortissimo da parte di giornali, di televisioni, le cose non sono andate esattamente come non solo qui ma in tanti altri posti. Quindi la gente ragionava alla sua testa e internet gli dà, nel bene, nel male, in mezzo a mille altre cose, gli dà la possibilità di farlo. Ecco, in questo contesto, lei come inquadra da un punto di vista, adesso parliamo proprio di comunicazione politica,
Matteo Salvini, secondo lei è un leader politico che rappresenta una novità in termini di comunicazione politica o è la naturale evoluzione di qualcosa che c'è stato nel corso degli anni? Ma tutti sono una cosa e l'altra. Salvini ha questo aspetto. Primo, che è una persona che ha una grande capacità di agire in maniera concreta e semplice, in maniera tale da mostrare quello che vuole, eccetera. Cioè è un leader pragmatico nel senso di attivo, che comunica con le cose che fa. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è uno che ha capito perfettamente come funzionano i social, no? E che è perfettamente capace di parlare in maniera orizzontale, a tu per tu, con la gente usando i social. Poi avrà, immagino, assistenti, aiuti, cose del genere, però è molto chiaro che è quello che è portato. La terza cosa è che è uno che ha capito perfettamente che bisogna parlare alla gente fuori dalla scatola stretta del politichese, del piccolo gruppo, delle manovre politiche, eccetera. Lui sistematicamente schiva questo tipo di giochi, di rapporti con i giornalisti, l'indiscrezione, la cosa, eccetera. Ha capito che deve parlare con la gente in generale, nel suo linguaggio, cercando di raccogliere le esigenze. Ci porta al discorso dell'estrema destra, no? Questo modo di fare è volgare, culturalmente basso, di destra, fascistoide, vellica i peggiori istinti del popolino. Diciamo che intanto sotto ci sono un po' di propaganda di demonizzazione. A me è venuto in mente il caso di Forlì e del balcone, no? Che se ho capito bene pioveva, è andato sul posto coperto per parlare. Tutto si può dire del modo di parlare di Salvini, salvo che sia ducesco, cioè è tutto. Se uno prende un filmatino, ne girano tanti dei discorsi di Mussolini e prende una chiacchiera di Salvini, vede che non c'è tecnicamente non c'è nessuno nei ritmi, nel modo di parlare, nella gestualità, nel corpo, nello sguardo, nell'interlocuzione, eccetera. Non c'è assolutamente niente di questo. Però l'illusione è che appiccicando un'etichetta demonizzatrice a uno lo esorcizzi. Questa è una cosa. L'altra cosa che è vera è quella che viene chiamata populismo, cioè l'idea che aveva un'elite politico, giornalistica, culturale, eccetera, era che si doveva parlare fra di loro, no? Cioè bisognava essere molto bravi in una discussione un po' esoterica, un po' di lato, con citazioni, con cose, e quindi dovevano essere tutti un po' snobettini da questo punto di vista, e ignorare le cose e poi soprattutto fare mosse politiche, che vuol dire essenzialmente badare a quello che succede nel teatrino della politica. Questo il teatrino è una cosa di Berlusconi ed è giusta. No, stai lì, io faccio questo a te, tu fai questo a me, eccetera. Poi il paese è da un'altra parte. Parlare invece veramente alla gente è quello che dà fastidio e viene detto populismo. Che questo sia di estrema destra non ha senso, sia perché le nozioni di destra e sinistra non sono eterne. La destra e la sinistra sono state inventate 150 anni fa, come erano categorie del Parlamento francese, che per caso sistemavano. Aristotele era di destra. Non lo so, ma per esempio nella Rivoluzione francese quelli di destra stavano in basso e quelli di sinistra erano la palude cosiddetta, e quelli di sinistra stavano in alto, si chiamavano montagna. Ma poi molto spesso uno non può armonizzare le cose e dividerle in maniera meccanica. Facciamo un caso molto delicato solo accennandolo, eccetera. Papa Bergoglio, da un certo punto di vista è di sinistra, anche di estrema sinistra. Da un altro punto di vista, la sua matrice culturale, che è argentina, eccetera, è una matrice populista di destra, peronista. Perón era un dittatore di destra molto ammirato, diceva fratello di Franco e cose del genere. E sono molto complicate le cose. L'idea di mettere in fila dal destro al centro, all'estrema sinistra, eccetera, eccetera, non ha mai avuto molto senso, salvo quando questa cosa corrispondeva ai due blocchi mondiali che si scontravano.
Già è parecchio difficile farlo in un contesto americano. Adesso ha pochissimo senso, secondo me. Allora, abbiamo pochi minuti. Se qualcuno vuole intervenire prima delle ore 19, concludiamo, può farlo. Ricordo il numero, lo 02 66 20 35 29, con noi c'è il professor Ugo Volli, oppure messaggi al 346 64 27 756 per chi vuole mandare un SMS oppure un messaggio WhatsApp. Professore, posso riprendere un attimo una cosa? Sì. Secondo me quello che andrebbe fatto non è tanto insegnare ai parlamentari a come rispendere le cose, bisognerebbe insegnare alla gente come usare internet. Cioè come si agisce in maniera efficace nei social? Cosa bisogna fare? No? Perché il rischio dei social è poi di creare quella che viene chiamata camera eco, no? In cui, come un posto in cui uno grida e sente solo se stesso, eccetera, mentre bisogna riuscire a parlare con gli altri. Questa è la cosa, è un'altra delle cose che Salvini sa, fra l'altro. E bisogna trovare il modo di farlo. Fra l'altro, uno può pensare tutti i social come una specie di grande brodo di culture, una specie di calderone in cui ci sono le cose, ed è molto importante fare girare certe informazioni, per cui è molto, molto importante condividere, far passare, eccetera, cioè creare delle comunità ampie che facciano girare l'informazione che non gira. Uno che si mette seriamente a fare questo lavoro, secondo me può ottenere delle cose buone. Allora, abbiamo 2 telefonate? No, ho sbagliato a capire. Abbiamo 4 minuti, non ho capito male, ho visto Sì. Dopo di noi c'è una rubrica un po' particolare che gli ascoltatori conoscono. Professore, dobbiamo concludere, abbiamo pochi minuti prima di concludere. Ecco, le volevo chiedere, lei ha parlato prima delle differenze destra-sinistra come largamente opinabili, no? Ma secondo lei, in zone dove tradizionalmente appunto è stata radicata la sinistra, le regioni rosse italiane, eccetera, il voto alla Lega è una naturale conseguenza del fatto che le parole d'ordine, appunto il modello anche non solo di potere ma comunicativo, diciamo, è fallito, oppure l'ha stupita, insomma, che la Lega si affermasse nel centro Italia? Beh, diciamo che è stato l'ultimo luogo di penetrazione. Il PC prima, poi i suoi successori, erano fortemente radicati sul piano economico, del comportamento, eccetera. Fra l'altro sono luoghi molto di unanimità, diciamo, e quindi una cosa. È molto significativo che la Lega sia riuscita a convincere la gente, mostra che c'è stata una fondamentale sfiducia nella possibilità della sinistra di tutelare gli interessi di base della popolazione. Questa è la mia cosa, e quindi hanno cercato quell'altro, facendo uno sforzo, perché la demonizzazione ha funzionato, cioè l'idea che, diciamo, la Lega puzzasse è una cosa che ha molto funzionato. Invece l'hanno fatto, il che vuol dire che erano molto molto delusi da quello che c'era prima. Allora, abbiamo il tempo, credo, per una telefonata, l'ultima. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Anna. Prego, Anna. Buonasera e grazie per questa bellissima trasmissione che sto ascoltando veramente con molto entusiasmo. Sarò banale, professore. Volevo chiedere, ma non è che l'esasperazione che hanno messo, diciamo, la fazione di sinistra nel criminalizzarci, nel voler infangare a tutti i costi delle persone, praticamente gli sia rivolta poi contro? Non so se mi sono spiegata adeguatamente, sì. La ringrazio e l'ascolto. Grazie, sì. Secondo me un po' è successo quando si sono accorti che poi appunto la destra, la Lega, quelli che non avevano la coda, erano persone normali che parlavano. Secondo me quello che gli si è rivolto più contro però è il fatto di avere fatto delle scelte una politica completamente impopolari. No, pensiamo al caso Riace, no? In cui c'era questa specie di dio in terra che era questo sindaco, e poi lui ha preso 15 voti, non lo so, e comunque loro sono stati battuti, eccetera. Non credo che conoscessero
leghisti o cose del genere, credo che non ne potessero più di questa immensa bolla di falsità che veniva, che a casa loro si rendevano conto che non funzionava. Questa è la mia impressione, cioè che si tratta ancora, diciamo, per la Lega di conquistarli per davvero, che questa è una reazione per il momento di rifiuto del vecchio e si tratta di convincerli per davvero, cioè di stabilizzare queste cose e di non fare sì che sia semplicemente un voto di protesta. Bene, allora dobbiamo salutarci qua. Io ringrazio il professor Ugo Volli. Ringrazio io di essere stato ospitato qui, di essere per l'inizio di questa collaborazione della quale io sono felicissimo. La rubrica non ha ancora un suo nome, ci è venuto in mente un nome mentre entravamo in studio. Sì, Mordi Media, che è anche un nome efficace e quindi avrà la sua periodicità il giovedì alle ore 18. Abbiamo inaugurato c'è oggi anche Mata Media, che è come Matamoros in Spagna, quella specie Santiago di Matamoros. Insomma, i nomi sono interessanti, ci pensiamo e poi in ogni caso rimane questo appuntamento delle 18 al giovedì. Grazie al professor Ugo Volli. Grazie agli ascoltatori e grazie a te. Avete ascoltato Filo Diretto,